Negozi apri e chiudi con un turnover molto alto. In centro storico si vive così. Non appena si entra in ghetto, ecco il biglietto da visita. Sacchetti dell'immondizia abbandonati, con buona pace dei residenti e turisti. E non è l'unico disagio per chi vive qui e si è appena lasciato alle spalle un lungo fine settimana. Giusto ieri davanti alle porte di casa c'era di tutto, dal vomito di tutto. In più mi suonano il campanello. Alla notte, in piena notte, suono il campanello una volta, due volte, poi esce non c'è nessuno ovviamente, disastro. Ci sono 200-300 ragazzi ubriachi sotto casa, non mi danno fastidio perché essendo nato e vissuto qui mi sono premunito, ho finestre con uno spessore di 12 centimetri per cui a me non danno fastidio. Però al mattino le assicuro che è una cosa disgustosa. 16-17 anni più piccoli, 30 anni più grandi. Le sere del fine settimana sono lunghe per chi vive qui ed è stato costretto a dotarsi di vetri antirumore, per non parlare della sporcizia e della maleducazione. Sono questi stuoli di ragazzi che non si sa perché devono urlare, passando urlano e gridano, sono i campanelli, buttano per terra cose, bottiglie, abbandonano di tutto. E mentre si cammina, all'occhio saltano serrande abbassate e qua e là cartelli affittasi. Vedono sempre di più serrande chiuse o scritte vendesi, affittasi e vedo sempre che sì, gli unici posti molto frequentati sono appunto locali, pub e baretti, insomma sì, lì c'è sempre molto afflusso di giovani e non, però sì, i negozi sono diciamo non proprio morti, però insomma quasi.